quest'estate l'Istituto Barbarigo non poteva prevedere il futuro, ma ha voluto lo stesso mettere le mani avanti e prepararsi ad un possibile lockdown, una possibile didattica a distanza che ora stiamo vivendo. Infatti quest'estate abbiamo fatto dei lavori di potenziamento della linea internet, portando all'interno dell'istituto una linea FTTH, Fiber to the Home, la fibra 1000, e abbiamo installato anche una nuova linea, l'FTTV, una linea radio, che permette di partire quando l'altra linea dovesse essere down, non funzioni. Ecco che l'Istituto Barbarigo è sempre collegato, è sempre online. Abbiamo potenziato notevolmente la linea Wi-Fi e ogni classe è stata predisposta con una telecamera collegata a muro, di modo che chi si collega possa sentirsi in classe, possa vedere alcune file di banchi, veda bene la cattedra, la lavagna. Ogni aula ha un computer, ha un televisore, uno schermo per poter seguire, anche chi è in presenza segue chi è a casa. Questo non solo per la didattica a distanza, ma anche per farci vicini a tutte quelle situazioni che per vari motivi non possono frequentare, non possono essere in presenza. Noi siamo attenti a tutte le persone, desideriamo permettere a tutti di fare scuola e di farla bene. Non dobbiamo fermarci. Continuano anche in questo periodo di didattica a distanza gli Open Day. Ne abbiamo già vissuto uno in presenza e online. I prossimi vi invitiamo a seguire il nostro sito internet per conoscere se saranno in presenza o online, perché non dipende da noi, ma ci saranno. La novità di quest'anno è la possibilità di conoscere l'Istituto Barbarigo anche su appuntamento. L'abbiamo chiamato Incontra Barbarigo. Chi è interessato a conoscere di più, ad avere un colloquio con i referenti di Plesso o altri docenti per la scuola media, il liceo classico, il liceo scientifico scienze applicate o istituto tecnico economico, può mandare una mail a incontrabarbarigo@barbarigo.edu e richiedere l'appuntamento col referente di Plesso del Plesso interessato. Sarete ricontattati e verrà organizzato o un incontro in presenza, qualora fosse possibile, o certamente un incontro online in diretta per poter conoscere la scuola, per poter anche vedere attraverso tutte le piattaforme in nostro possesso la scuola e parlare con il referente di Plesso.